pronto? Sì, amico. Hai messo l'annuncio sul giornale per un lavoro di idraulico? Sì. Ok amico, accetterò il lavoro. Ora dobbiamo parlare dei soldi, giusto? Allora, quanto sei disposto a pagarmi? Che dici? Dipende da quanto sono bravo. Amico, sono il migliore. Ok, ho imparato dallo zio. Mi ascolti, sai cosa mi ha detto? Non c'è niente che il nastro adesivo non possa aggiustare. Era il migliore, sai. E ho anche imparato da lui ad usare la pompa. E sai come? A succhiare la benzina dalle auto. Lui sapeva proprio tutto. Non ridere, è mio zio di cui stiamo parlando. Ora ascoltami ragazzo sorridente, arrivo lì domani e inizio a lavorare. Ma non faccio i lavori sporchi, quello è quello che farai tu. Amico ascolta, smettila di ridere. Non so se ci credi o no, ma stai parlando con Bruno Rubinetto. 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 Ok amico ascolta, entro, inizio a lavorare come il capo, il tuo capo, e ti faccio una multa di 5 euro ogni volta che ridi. Sai, ora mi chiedi il numero ma non te lo do. E sai perché? Perché amico lo darai a tutte le donne che conosci. E poi il telefono non smette di squillare. E le donne saltellanti vorranno tutte uscire con me. Amico, poi dopo non ho tempo per fare il mio lavoro di idraulico. Ora mi dici che sono assunto? Amico, lo sapevo già. Ok, non sono così sicuro del tuo lavoro, sai. Allora, cosa farò? Ti metterò in prova. Domani verrà a prendermi, avrai un panino leggero pronto per me. Poi ti supervisionerò, ok? Non ridere, ascolta. Verrai a prendermi domani, ok? Addio, ciao. Ora ascoltami ragazzo sorridente, arrivo lì domani e inizio a lavorare. Ma non faccio i lavori sporchi, quello è quello che farai tu. Amico ascolta,